il campione rally Miki Biasion. Per vincere oggi è importante avere più cavalli, più velocità e ancora di più rimanere incollati alla strada, in rettilineo, in curva, su bagnato. Per questo noi teniamo così tanto sotto controllo le gomme. Oggi è una delle condizioni più importanti per vincere in sicurezza, quella sicurezza che noi tutti troviamo qui. Vieni anche tu dai rivenditori specialisti per un controllo gratuito dei pneumatici. Fermati ai nostri box. Miki Biasion e Tiziano Siviero non hanno vinto l'edizione 1988 del Rally d'Argentina. Dati favoriti prima della gara, sono stati fermati per alcuni minuti da una panna elettrica alla fine della terza tappa. La vittoria è andata al compagno di squadra, l'argentino Jorge Recalde, che correva con il muletto di Biasion rigenerato. Nelle precedenti edizioni si era piazzato terzo e secondo. La gara è iniziata male per i due equipaggi della Lancia Martini, che hanno rotto entrambi il radiatore dell'olio sulla prova prologo dell'ippodromo di Buenos Aires. Il lungo trasferimento dalla capitale a Cordoba ha permesso ai meccanici di rimediare all'inconveniente. Il primo leader della classifica è stato l'austriaco Franz Wittmann, anche lui su Lancia Delta integrale. Alla fine della prima tappa, Recalde è in prima posizione, seguito a 17 secondi da Biasion, preso in contropiede dalla furia dell'argentino, deciso a rendere la vita difficile al Veneto. Durante la seconda tappa, qualche problema rallenta la rincorsa di Miki, che guadagna alla fine della seconda giornata solo 2 secondi sull'avversario. Grazie alle rivoluzionarie gomme Michelin ATS, quelle con la mousse, Miki fora a inizio prova e quasi non se ne accorge. La parola al tecnico Michel Martin del servizio competizioni della Michelin.
Alors là, vous avez le pneu qui a été utilisé dans la spéciale numéro 8. Ecco il pneumatico che è stato utilizzato nella prova speciale numero 8 del Rally d'Argentina sulla vettura di Miki Biasion. Miki è arrivato al punto di assistenza e non si è reso conto che aveva forato. Una parte del pneumatico si è aperta su delle pietre, più o meno in questa zona. Et nous avons, après le service avec les techniciens Michelin... Dopo l'assistenza, noi abbiamo aperto il pneumatico per vedere quello che c'era all'interno. Abbiamo visto apparire la mousse, che ha preso il posto dell'aria che c'era dentro il pneumatico e ha permesso a Miki di terminare questa speciale. Non ci sono stati, quindi, problemi di foratura. Questa mousse all'interno del pneumatico corrisponde ad una pressione di 1,2 kg. Questo ha permesso a Miki di raggiungere l'assistenza. Biasion aveva già utilizzato questa mousse al rally dell'Acropoli e in Portogallo. Al via della terza tappa, Miki parte lancia in resta e supera in classifica Jorge. Nella successiva è la volta dell'argentino che dà 34 secondi all'italiano. Alla 16ª prova speciale, colpo di scena. Recalde, che parte per primo, colpisce un masso e raggiunge l'assistenza lentamente. Biasion, avvertito via radio, evita l'ostacolo e passa in testa alla classifica. Purtroppo non vi rimarrà per molto, perché nell'ultima prova della giornata la macchina si ferma per un problema elettrico. Via radio i meccanici aiutano il copilota Tiziano Siviero nella ricerca del guasto e solo dopo 7 minuti si scopre che era un fusibile. Miki riparte, ma in classifica si ritroverà secondo a più di 4 minuti da Jorge. La quarta tappa non modifica la classifica al vertice, con Wittmann solidamente al terzo posto. Seguramente está cuidando su máquina, tenemos los tiempos oficiales. In quarta posizione è il tedesco Stoll con l'Audi 94. Il quinto posto è del cileno Chelsea con la Subaru 4WD. L'arrivo è posto al solito nello stadio di Cordoba, affollato da migliaia di appassionati che finalmente possono applaudire un loro connazionale vincitore del Rally d'Argentina. Per Miki Biasion la certezza del titolo mondiale è rimandata all'asfalto e alla terra del Rally di Sanremo.
In questa meravigliosa natura passa il Rally dei Mille Laghi, quest'anno con un parco partenti molto valido, il più fornito nel complesso delle gare fino ad ora disputate. Sono infatti presenti Lancia, Mazda, Toyota, Ford, BMW, con piloti del calibro di Alain, Salonen, Kankkunen, Blomqvist, Vatanen, Mikael e Kenneth Eriksson, Mikkola, Alessandro Fiorio. Saliamo a bordo della Lancia Delta integrale di Fiorio Birollo sulla prova di Laiaori. Nella prima tappa la lotta ai vertici è tra Alain e Kankkunen. Alla fine della giornata è la Toyota del finlandese ad avere la meglio sulla Lancia del suo connazionale. Questi piloti conoscono ogni più piccolo particolare delle strade delle prove speciali. La curva, il salto, sono catalogati nella loro mente. Questo permette loro di lottare sul filo dei secondi. Mikael Eriksson parte per la seconda tappa in terza posizione, seguito da Mikkola che nella quarta prova speciale lamenta problemi al differenziale. Alex Fiorio realizza ottimi tempi, ma nella sesta prova speciale perde tempo in un testacoda, non gli entra la retromarcia e ripartirà in 13ª posizione.
All'8º posto troviamo la Ford di Didier Auriol, preceduto dal Lindholm e seguito dalla BMW di Vatanen. Anche la seconda tappa è caratterizzata dalla splendida lotta tra Kankkunen e Alén. Sono molto eleganti nel loro andare e sembrano danzare tra salti e derapate. Alla fine della seconda tappa, Fiorio Pirollo sono ottavi. Una continua sfortuna si abbatte su di loro e sono costretti a numerose soste in assistenza. La Mazda di Mikkola si ritira per problemi al motore, così come la Lancia di Lindholm. Alla fine della seconda tappa, Auriol è quarto. Ha segnato il miglior tempo nella prova spettacolo numero 22, tutta in asfalto, assieme ad Alén e Sainz. Al via della terza tappa, Kankkunen precede Alén e Michael Eriksson di pochi secondi, mentre l'altro Eriksson, il Kenneth della Toyota, si è ritirato per rottura della trasmissione. Le prime speciali della terza ed ultima tappa sono da mozzafiato per i portacolori Lancia e Toyota. Risultano infatti uguali i tempi nella speciale 31, pochi secondi a favore di Kankkunen nella 32 e il contrario nella prova 33. Purtroppo finisce nella prova speciale 34 il duello più mozzafiato dell'intero anno, con l'abbandono di Kankkunen per rottura del motore. Tämän vuoden 38. Jyväskylän Suuralojen voittaja 6. kerran
Il rally finisce con Alain che raggiunge il podio raggiante. Ha dimostrato per l'ennesima volta il suo valore e ha tirato fuori gli artigli nel momento della battaglia. Ruotsalainen pari, numero 6, Mikael Eriksson Swansin. Oriol approfitta della rottura del turbo della Mazda di Salonen per avanzare di un posto e arrivare sul podio terzo assoluto, preceduto dalle due lancia di Alain ed Eriksson. Eccellente posizione per un non nordico. Hinali ka mangilaw. Senarang muna. Dahil may teman-teman mengecek tuh nggak. Pinyo makalong at para flu. Pinyo makalong inunod di kacau. Para flu. Paraflu è solo Fiat. Fatevi rispettare. Attai para flu. Sul Green di Sanremo si sono presentati personaggi come Munari, Carello, Ondroé, Cambiaghi, Tecilla, Verini, Pasetti, Paganelli, Barbasio. Non fanno parte dell'elenco partenti di un rally di qualche anno fa. Sono i golfisti partecipanti al trofeo 18 buche intorno al mondo, organizzato da Piero Sodano in collaborazione con la Pirelli e la Magneti Marelli. Per la cronaca, la vittoria del trofeo è andata a Tony Carello, mentre nella singola gara a Sanremo ha primeggiato Ferrari. Per tradizione, la Lancia presenta sempre una nuova vettura al Rally di Sanremo. Quest'anno è toccato alla Delta integrale senza il pedale della frizione. È un brevetto della Valeo che permetterà al pilota di concentrarsi di più nella guida e di poter cambiare più velocemente. Un cielo piovoso ha caratterizzato questa 30ª edizione del Rally di Sanremo, per l'occasione chiamato anche Rally d'Italia. Facciamogli un applauso e in bocca al lupo a Piero e a Seguiro.
La BMW Italia ha affidato il volante della sua M3 al friulano Andrea Zanussi, uno dei migliori piloti italiani, dotato di grande esperienza internazionale. Tra 5,50, sinistra. Andiamo sulla BMW M3 di Andrea Zanussi, sull'asfalto del Rally di Sanremo, accompagnati dal rombo del 4 cilindri e dalle note scandite dal navigatore Pochi Amati. E sinistra 2 vai, 40, sinistra 4 vai tenere, in subito destra 4 più tenere, 200, destra 5 meno, attenzione 20, destra 2 lunga, e sinistra 2 vai, 40, destra 3 meno vai, in subito sinistra 5 e destra 5, 100, sinistra 4 lunga, vai fondo, 50, destra 3 vai, e sinistra 3 lunga lunga, in subito destra 3 meno lunga lunga, e in sinistra 4 vai tenere, e subito destra 4, 50, sinistra 4 meno lunga lunga 3, 50, destra sinistra 3 meno vai, 70, destra 3 meno lunga tenere, 50, sinistra 5, 50, destra 20, sinistra 2 più lunga, tenere, tenere, e destra 2 lunga, in sinistra 4, e destra 3, in sinistra 3 vai tenere, e destra sinistra 4 vai, e destra 500, sinistra 4 lunga, vai fondo, 50, destra 3 vai, e sinistra 3 lunga lunga, e subito destra 3 meno lunga lunga, in sinistra 4 vai tenere, e subito destra 4, 50, sinistra 4 meno lunga lunga 3, 50, destra sinistra 3 meno vai, 70, destra 3 meno lunga tenere, 50, sinistra 5, 50, destra 20, sinistra 2 più lunga lunga, tenere, tenere, e destra 2 lunga, in sinistra 4,
prove speciali in asfalto mettono in risalto la preparazione di Cerrato ed il valore di Kankkunen, certamente non un asfaltista, che conduce la Toyota ai massimi livelli. La preparazione e l'assistenza della BMW M3 sono affidate alla ProDrive dell'inglese David Richards. Il coordinamento con il team BMW Italia è compito di Maurizio Perissinò. Il Rally di Sanremo, Rally d'Italia, mette a disposizione del nutrito pubblico di Torino il circuito ippodromo di Vinovo, dando agli spettatori la possibilità di vedere raggruppati i più bravi piloti del mondo. La super speciale di Vinovo è stata trasmessa in diretta da Rai 1. Le Ford di Sainz e Oriol sono velocissime. Sotto la pioggia ed il viscido asfalto vincono prove e si portano in testa al rally. Purtroppo Oriol, che nel 1989 correrà con la Lancia Martini, in una destra veloce esce di strada ed il rally perde così un protagonista. Kankkunen esce di strada ed il rally rinuncia così ad un altro grande protagonista. Dopo il trasferimento in Toscana ed il cambio degli assetti, la Terra vede Biasion protagonista e vincitore della prima speciale. Sainz a questo punto nulla può contro lo strapotere delle quattro ruote motrici. Infatti tutte le Lancia sono una di seguito all'altra, separate solo dalla Ford al quarto posto.
Ed ora saliamo in macchina con Michi Biasion nella prova speciale di Chiusdino.
La classifica della quarta tappa vede Biasion in testa, seguito da Alain, Fiorio, Cerrato. Segue la Ford di Sainz e la Toyota di Ericsson. Nona assoluta ad un rally di campionato del mondo, Paola De Martini ha dato filo da torcere a piloti come Blomqvist. Attenzione uomini, tutto sommato guidava solo una Audi 90 4. Miki e Tiziano sono saldamente al comando, ma per Fiorio, Alain e Cerrato c'è ancora lotta. Il podio li vede arrivare al seguito della lancia di Biasion Siviero in quest'ordine. Fiorio Pirollo, secondi classificati nel campionato del mondo. Cerrato Cerri, vincitori del campionato italiano. Alain Kivimaki. 4 lancia a testimoniare lo strapotere della casa italiana, ma gli applausi sono soprattutto rivolti ai campioni del mondo. L'emozione è grande. È il trionfo del Made in Italy. Piloti, vetture, tecnici. Bravo Miki, bravo Tiziano, brava lancia. Il campione del mondo! Silenzio, che adesso si parla, silenzio! Sono alcolizzato, prima cosa. Ma direi che è la prima volta che un italiano vince il campionato del mondo. Qualche anno fa pensavi di diventare campione del mondo? Ma uno non ci pensa mai a questo, uno cerca di vincere le gare, poi se i campionati arrivano tanto meglio. Cosa hai provato 3 minuti fa? Ma è una grossa soddisfazione anche perché ho vinto proprio in Italia il mio campionato, quindi sono contentissimo. Futuro? Fra 2 giorni, fra un giorno?
Ma non lo so, vedremo con calma. Sotto spirito? Sicuro, sempre sotto alcol.